I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Teatro Italia. Nacque come teatro del dopolavoro delle Ferrovie dello Stato al Corso Garibaldi di Napoli, con una capacità di 800 posti. Affidato ad una gestione privata, fu inaugurato per la lirica il 21 aprile del 1935. Opere, operette, prosa, varietà e cinema si alternarono fino al 30 maggio del 1943, anno in cui il teatro fu distrutto dai bombardamenti aerei. Indy fu requisito dalle truppe americane di occupazione e adibito a deposito. Ricostruito nel 1946, sempre con una platea di 800 posti, d'estate il teatro si trasferisce all'aperto, in un contiguo spiazzo pronto ad accogliere fino a 1200 spettatori. Gli spettacoli si divisero tra cinematografici, varietà, audizioni piedigrottesche e sceneggiata. Tutte le case editrici e tutti i cantanti di Napoli sono passati per il palcoscenico di questo popolarissimo teatro. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o nel peggiore dei casi non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate